Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Oltre 150 atleti hanno partecipato al quinto trofeo Special Team e per parlarne diffusamente abbiamo in collegamento Paolo Pavan, responsabile Special Team di Treviso Atletica. Innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei. Allora, Le dico dicevamo, quanto confermato da lei. Sabato scorso si sono svolti al campo di atletica a Treviso le gare in riferimento ai ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. È una gara in memoria del primo Tommasoni che noi facciamo ormai da diversi anni. E quindi anche quest'anno abbiamo organizzato questa gara di interesse regionale che coinvolge, all'incirca ha coinvolto 150 atleti di varie società nell'ambito regionale, nonché anche una società del Friuli Venezia Giulia, e molto piacevolmente ho visto anche la partecipazione dell'Anthropos di Ancona, quindi non solo in ambito provinciale, bensì anche una società nell'arco del territorio italiano. vogliamo, mi scusi, parlare di Primo Tomasoni, chi era e come mai è stato deciso di intitolare a lui appunto il memorial? Sì, diciamo che il signor Tommasoni è lo sponsor ufficiale di Treviso Atletica e nell'ambito delle nostre gare ha voluto la famiglia proprio intitolare in questo modo particolare la gara di ragazzi con disabilità. E per quanto E riguarda appunto, Treviso Atletica, o meglio Special Team di Treviso Atletica, quando è nato e quali sono appunto i suoi obiettivi? Poi parleremo ovviamente del della, delle gare in quanto della tali, gara del trofeo. in specifico, sì, questo mi fa piacere. E lo Special Team Treviso Atletica è nato 11 anni fa da un progetto di mia sorella Raffaella e del sottoscritto, proposto alla società Treviso Atletica, che era l'unica per il momento che conoscevo nell'ambito trevigiano come società praticante atletica leggera. Abbiamo sposato assieme questo progetto e da lì siamo partiti con un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva per insegnar loro l'attività di atletica leggera. Inizialmente come base specifica, poi in base alle doti di ogni singolo atleta li abbiamo indirizzati alle varie specialità, chi nella corsa, chi nel salto in lungo, il salto triplo, chi nei lanci, e a mano passavano gli anni abbiamo visto il gruppo crescere fino ai nostri giorni con circa, siamo in 20-21 atleti. In pratica il gruppo è cresciuto anche in termini tecnici, tant'è che abbiamo dei ragazzi e ragazze di interesse nazionale. Addirittura una ragazza del gruppo ha vestito anche la maglia della nazionale italiana, partecipando a campionati europei e campionati mondiali. La base del gruppo comunque rimane sempre il gruppo, il settore promozionale. Da lì in pratica attingiamo ragazzi e ragazze che hanno voglia di fare questo tipo di sport. Poi, man mano crescono, riusciamo a vedere le doti di ciascuno e portarli appunto anche nel settore agonistico. In linea di massima è questo il lavoro nell'ambito di questo special team. Ci alleniamo 3 volte alla settimana e partecipiamo alle gare che la Federazione Italiana mette in calendario, Come compresi i questa del campionati italiani. resto.
perché era valida come terza prova regionale di atletica leggera FISDIR, ricordiamo. Certo, certo, questa che abbiamo organizzato a Treviso era valida come terza o quarta prova diciamo, per la partecipazione poi al campionato italiano che si svolgerà quest'anno ad Ancona il 6-7 luglio, organizzato appunto dalla Federazione Italiana. È stato dunque un pomeriggio di sfide. C'è un aneddoto particolare che ha caratterizzato questa giornata, anzi questo pomeriggio, ecco, lì agli impianti sportivi Bortolozzi, pardon, di San Lazzaro a Treviso? Beh, di aneddoti eh, ce ne sono sempre perché effettivamente quando lavoriamo e organizziamo gare con ragazzini, con qualsiasi tipo di ragazzino, qualcosa di particolare esce sempre. Però tengo a precisare che la manifestazione è riuscita in un modo veramente eccellente, grazie soprattutto alla collaborazione di uno staff organizzato da Treviso Atletica che è riuscito a portare fino alla fine e soprattutto in orario il compimento della manifestazione. Di aneddoti me ne viene in mente uno particolare durante la Dica. staffetta, non ricordo quale società, e in pratica il secondo frazionista, non mantenendo la propria corsia, ha consegnato il testimone a un atleta di un'altra società. Questo un po' nell'ambito della manifestazione si possono vedere anche in altre circostanze, però insomma sono cose che possono capitare proprio per il fatto che la manifestazione è aperta anche al settore promozionale dove troviamo atleti alle prime armi e quindi cose del genere possono capitare, diciamo, anche in maniera frequente. Questo è Quindi, uno. Prego, quindi prego. insomma sicuramente vi ha strappato un sorriso, ecco, questo Così, evento, questo aneddoto. alla fine, a prescindere dalla vittoria di o una o l'altra squadra, abbiamo sorriso per questo evento senza eh, prendere in considerazione magari l'aspetto sportivo vero e proprio. Chiarissimo. E dunque appuntamento, come ha detto giustamente lei, tra circa un mese, anzi poco meno di un mese ad Ancona per i campionati italiani promozionali FISTIR e nel frattempo ringraziamo di cuore Paolo Pavan, responsabile dello special team di Treviso Atletica, per essere stato con noi. Ringrazio voi per avermi dato la possibilità di dire delle cose e descrivere eventi che dovrebbero essere, secondo me, molto più Pubblicizzati, come posso ecco. pubblicizzati perché ragazzi con questo tipo di disabilità ce ne sono tanti, ma pochi sono a conoscenza e anche le famiglie di società che lavorano per loro e di conseguenza più riusciamo a divulgare queste informazioni e più diamo la possibilità a questi ragazzi di esprimersi e di diventare molto più autonomi di quello che potrebbero essere rimanendo nelle proprie case, E all'interno dunque, delle proprie case. quindi doppiamente grazie per averci fatto conoscere questa realtà. Grazie a voi, buona serata. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.